bollettino, alcune informazioni e poi anche qualche piccola novità. I tamponi fatti ad oggi, il bollettino di questa mattina, sono 383.442, sono 5.000 tamponi in più rispetto a ieri. Tra l'altro questa mattina i nostri tecnici hanno avuto una videoconferenza con la Corea, stiamo tessendo rapporti con la Corea, ovviamente con le autorità coreane, Corea del Sud, per cercare di capire. Perché discriminare? Mi ha pensato male. No, siccome voi giornalisti fate sempre confusione, ho specificato Corea del Sud, dopo domani scrive Zaia. Amico di Tigre. Fra l'altro tu hai fatto un titolo non tanto bello oggi, è fuorviante quel titolo. La Regione Veneto non ha mai tagliato fondi alla sanità, è il governo che ce li ha tagliati, i governi che ce li hanno tagliati. E infatti è stato scritto. No, non avete scritto, avete scritto tagli i fondi della sanità, uno che non ha gli strumenti pensa che sia la Regione. Però l'articolo era perfetto, impeccabile. E allora, dicevo, quindi con la Corea stiamo tessendo buoni, ottimi rapporti, perché penso che ci sia, come al solito, noi dobbiamo ragionare da veneti. C'è molto da mutuare dalle esperienze altrui e questo è fondamentale per tutti noi. E quindi andrà avanti anche questo rapporto con la Corea. Del resto anche i coreani sanno che noi abbiamo fatto più test di loro, per cui siamo colleghi, no? Per usare una battuta. L'isolamento 6.779 persone in isolamento, sono meno 51 rispetto a ieri. Il numero dei positivi sono 18.373 più 55 rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.056 meno 2, ma insomma vedrete che andremo avanti, io spero bene. Terapie intensive, tenetevi duro, siamo andati sotto i 100, 99 meno 4, quindi ve la segnate nel curriculum sta giornata, perché è una giornata importante, perché anche il modello oggi è stato confermato proprio da questo numero. Sapete che abbiamo delle soglie, no? In tutti i modelli matematici, meno 4, i dimessi sono 2.703 più 9, quindi se fate un conto si va verso una cifra importante di quasi 4.000 persone curate durante questa tragedia, quindi più 9 i dimessi. I morti sono 1.194 più 10, in totale sono 1.528. Quindi i morti in Veneto per coronavirus in ospedale e fuori dall'ospedale sono 1.528. I nati sono 59. Bene, due brevi altre informazioni e dopo passerei a alcune considerazioni. Innanzitutto sul fronte donazioni, mi chiedono un aggiornamento che vi do, eccolo qui. Siamo a 36.817 donatori, per un totale, ormai manca qualche migliaio di euro, di 57 milioni di euro. Quindi ringrazio tutti e nella speranza che si continui questa chiamata di popolo. Faccio anche appello magari alle grosse realtà che magari mi hanno già contattato, si sono informate, quindi ringrazio quelli che hanno donato e quelli che stanno pensando di donare. E per noi non è come si può dire, non è una goccia nel mare, ma sono container di acqua che stanno arrivando e per cui utilissimi per noi. Però quando si parla di donazioni vi dico sono 1 milione di euro. Invece c'è Lucia Coldebella, che è una bimba avevo anche l'età da qualche parte, volevo dirvi anche gli anni. Vabbè, è una bimba sicuramente giovane, avrà sui 6-7 anni. Mi ha mandato dalla Mon, Lucia Coldebella, mi ha mandato una bella lettera, ha mandato il disegno che entrerà nelle mostre, nella grande mostra che faremo, e la sua donazione.
eccola qui, 1 euro. Ha rotto il salvadanaio, ci ha mandato 1 euro, quindi ringraziamo Lucia, eccolo qui l'euro attaccato con lo scotch. Ringraziamo Lucia per aver rotto il salvadanaio e avermi scritto una lettera che parla delle difficoltà e delle preoccupazioni per la mamma e il papà che fanno 2 lavori ovviamente che li espongono a contatti, e questo è il disegno. E poi c'è un'altra bimba, Veronica Cattelan, che ci manda sto disegno, è di 6 anni, anzi sì 6 anni, e ci ha mandato questo disegno sempre sulla partita coronavirus. Ve li volevo citare, considerate che stanno arrivando un sacco di bei lavori dai bambini e ci siamo presi l'impegno di organizzare una grande mostra e direi che è il minimo che dobbiamo fare per riconoscere il grande impegno dei bimbi che hanno donato, e molti bimbi hanno donato e soprattutto mandato disegni. Detto questo, vi dico 2 considerazioni, eccoci qua. Allora, voi avete visto stamattina si è aperto, io avevo anche un dato qui, scusate, avevo il dato, ce l'hai Carlo? Ah, se me lo recuperate, grazie. Sì, ce l'ho sopra, l'ho lasciato sopra. Vabbè, stamattina sapete che si sono riaperte, diciamo, molte aziende, abbiamo un incremento importante di traffico, l'avete visto, di parcheggi, di tutto quello che sono le movimentazioni, e 1.200.000 veneti comunque hanno ripreso le loro attività lavorative. E oggi noi iniziamo il percorso di sorveglianza estrema e anche di non di tranquillità, ma di grande preoccupazione per quel che riguarda il rispetto delle regole, il rispetto di molti accorgimenti che sono stati suggeriti e magari anche registrati nelle diverse ordinanze che abbiamo fatto, però la volontà di dire che in questa settimana, 10 giorni, ci giochiamo il futuro. Nel senso che voglio ricordare che se avessimo, grazie Carlo, se avessimo una recrudescenza importante di reinfezione, quindi di casi positivi, ma meglio ancora di aumento di ricoveri e terapie intensive, capite che non possiamo che ricorrere a misure restrittive, perché non possiamo ripensare di avere un contagio totale. Quindi chiedo l'impegno di tutti. Allora, ci sono arrivate un sacco di segnalazioni. Se è pur vero che si segnalano le brutte azioni, non le belle azioni, immagino che queste segnalazioni siano minimali, no? Però c'è ancora qualcuno che gira con la mascherina, il tutorial ve l'ho fatto 1000 volte, o con la mascherina così, perché vale una mezza multa e quindi uno poi se la gioca, o così, che è inutile, quindi è da multa, così va portata. Lo dico perché la mascherina è un presidio sanitario, è come un farmaco, è un salvavita al punto tale che ricordo, lo dico tutti i giorni ma non mi stancherò mai di dirlo, dei 10.000 medici che abbiamo testato al fronte nei nostri ospedali, solo l'1,3% si è infettato, il che vuol dire che se noi cittadini portiamo con regolarità e per bene la mascherina, sicuramente abbiamo grandi benefici nel mettere alla sicurezza la nostra salute e quella degli altri. Quando si porta la mascherina? Allora, se volessimo, togliendo le categorie che sono esonerate, che sono i bimbi sotto i 6 anni e i disabili o persone che hanno certificato la difficoltà di natura sanitaria, tutti gli altri cittadini uscendo di casa la debbono indossare con l'esonero parziale, temporaneo, per coloro che fanno attività fisica intensa, della serie, esco di casa, parlo del mio caso, no? Esco di casa, me la metto, attraverso il parcheggio, si apre il cancello del condominio, vado fuori, mi riscaldo 300-400 metri camminando, dopo inizio a correre e la tiro giù. Appena ho finito di correre, la rimetto in posizione. Questo dice l'ordinanza.
vi prego di non trasformare la partita della mascherina come il totem del proibizionismo, no? Cioè è vietato l'alcol, giro con la bottiglia dentro nel sacchetto. E la mascherina diventa, vediamo chi è più furbo, se è più furbo la forza dell'ordine che mi controllo, io che riescono a farla franca. No, mascherina è un presidio che io invito tutti a utilizzare. Proprio per questo vi ho portato 2 video, uno lo rivediamo e un altro dà un'idea di che cos'è questo virus. Se possiamo spegnere le luci, guardate, sono 2 video eclatanti. Iniziamo da quello storico, che è bene che rivediamo, quindi ricordiamo i cittadini. Vi faccio una preghiera, so che uno è della RAI e uno di Mediaset. Se potete, non so se funziona così, ma per dare aiuto ai cittadini, se potesse... La sua permanenza nell'aria, la scienza cerca di dare... Hai già partito? Scusa un attimo. Se poteste dare anche diffusione di questi video nei vostri servizi sarebbe il massimo. Noi cerchiamo di postarli e di far capire ai cittadini cosa accade. Gli studi sul virus e sulla sua permanenza nell'aria, la scienza cerca di dare risposte. Intanto la TV giapponese ha condotto un esperimento su colpi di tosse e starnuti. La corrispondente Giovanna Botteri. La televisione giapponese ha condotto uno studio con i ricercatori dell'Università di Tokyo, utilizzando telecamere ad alta sensibilità e raggi laser. L'esperimento comincia con uno starnuto. Possiamo vedere ad occhio nudo le goccioline più grosse cadere immediatamente a terra. Ma solo attraverso la camera vediamo anche le microparticelle grandi un millesimo di millimetro. Sono più chiare e più leggere. Il problema è che anche una normale conversazione genera una grande quantità di microparticelle, semplicemente parlando a voce un po' più alta. Restano sospese nell'aria, non cadono e non se ne vanno. Il professor Tadeda spiega che ancora non si conosce la quantità necessaria al coronavirus per passare da uomo a uomo, ma è probabile che molti contagi siano venuti così. Il rischio sale negli spazi chiusi senza reazione. Il laboratorio simula una stanza con 10 persone. Basta un colpo di tosse per emettere 100.000 particelle. Quelle grosse, le blu e le verdi, cadono a terra, ma le altre restano nell'aria per almeno altri 20 minuti, a meno che qualcuno non apra la finestra per farla andare via. Basta usare le mascherine ed arieggiare ogni ora gli ambienti e il rischio di contagio, conclude Tadeda, si abbassa. Facciamo vedere l'altro che è ancora più inquietante e dà un'idea ai cittadini di quale sia, perché Distanziamento fisico e igiene che ormai tutti conoscono, ma chiariti ancora di più da alcune campagne che i governi di tutto il mondo, Italia compresa, si apprestano a lanciare, come questa del Ministero della Sanità israeliano. Un video che rende visibile il nemico e mostra come un semplice gesto o il contatto con un oggetto toccato a distanza di tempo da un positivo possano innescare inesorabilmente il contagio. Ma anche come possano bastare semplici precauzioni per ridurre il rischio. Ancora di più nei prossimi giorni, in cui il comportamento del singolo sarà determinante per non tornare ad alimentare il virus. E nella fase 2 sarà... Sì, il logo, grazie. Bene, grazie. Questo per dar modo ai cittadini di capire che non stiamo parlando di fantasie, ma stiamo parlando di problemi reali. E quindi l'invito a indossare la mascherina. Poi vi voglio dare anche un dato rispetto ad oggi, il dato che mi ha portato Carlo Parmegiani. Sono dei dati indicativi, però vi dico già che lunedì 4 maggio, cioè oggi, rispetto al lunedì 27 aprile, cioè la scorsa settimana, fino alle 10 del mattino avevamo questa mattina circa il 30-32% di traffico in più. Sta parlando dell'autostrada Padova-Brescia. Rispetto alle stesse giornate dell'anno scorso il traffico è passato da meno 67% di lunedì a meno 55%. Quindi un 30% di traffico in più, poi il dato che vi interessa. Sulla CTV, Vaporetti, autobus a Mestre, più 15% nelle prime ore di questa mattina, dalle 6.30 alle 7.45. Poi vediamo questi dati, ma li volevo dire ai cittadini. La CAV, e quindi è quello che è il passante,
anche qui più 35% di traffico rispetto al lunedì scorso, più 40 di mezzi leggeri, più 15 di mezzi pesanti. E poi Bus Italia ci dà un più 10%. Vabbè, questi sono i primi dati, ma è giusto diffonderli per dare una dimensione di quello che sta accadendo. Allora, rispetto a tutto questo, oltre alla pieghiera della mascherina, noi stiamo lavorando per un'altra ordinanza che uscirà nel pomeriggio per dare modo di avere un po' di messa in linea rispetto ad alcuni aspetti che vogliamo rendere ancora più comprensibili. Uno sulle mense per i lavoratori. L'abbiamo detto molte volte, noi siamo stati quelli dell'asporto ante litteram di avere introdotto l'asporto. Nell'ordinanza si dice sostanzialmente che per le esigenze di cantieri edili o opere pubbliche, insomma per il tema dei cantieri dove ci sono dei gruppi definiti di lavoratori di una o più imprese, praticamente possono avvalersi dei servizi di ristorazione, possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e il relativo orario di ristorazione suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno 1 metro e le norme igienico-sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese deve essere garantito l'uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo debbono essere effettuate arieggiature e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni senza permanenza di persone in attesa all'interno o all'esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare mascherina, cambiare i guanti tra i turni e se possibile entrate e uscite devono essere separati. Sostanzialmente diciamo che i ristoranti sono chiusi e le mense sono chiuse, ma possono erogare il servizio a porte chiuse a gruppi definiti in virtù di un contratto che faranno con le imprese sul territorio. Questo per poter dare anche modo di essere più operativi e di ristorare i lavoratori. Un altro sull'ospitalità, questo ci serve per i lavoratori della sanità che vengono da fuori regione. È ammessa l'ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza. Questo è un tema che vi ricordo che a tutt'oggi sono aperti solo gli alberghi, quelli che sono aperti, per cui se abbiamo personale da ospitare dobbiamo anche fare in modo che le strutture che sono chiuse, per esempio l'agriturismo, se ha dei dipendenti della sanità da ospitare lo possa fare, se non si trovano alberghi, ovviamente se. Attività motoria e sportiva. Ho voluto introdurre questo ulteriore elemento ancora più, come si può dire, di precisione ed evitare di metterlo in una FAQ, perché poi con le FAQ capisco che ci tendono a trovarsi una domanda e la risposta. Quindi l'abbiamo messo dentro sempre in questa ottica di ordinanza vademecum. L'attività sportiva e motoria include, a titolo di ulteriore esemplificazione, l'attività remiera nel numero conforme alle caratteristiche dell'imbarcazione, il motociclismo, il tiro a segno. L'attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento di coppia, cioè svolgimento in coppia nel rispetto delle norme di distanziamento e protezione o con i conviventi, il che vuol dire che se in moto ci vado con un accompagnatore e se sono conviventi non serve la mascherina durante la corsa in moto. Se non sono conviventi o sono magari dei congiunti ma che non vivono assieme, devono avere la mascherina perché fanno parte di comunità, definiamole epidemiologiche, diverse. Questo vale anche per l'auto, lo ricordo, molte ci chiamano. Allora, in auto si va senza mascherina se sei in auto con persone che convivono con te, punto. In tutte le altre situazioni, a meno che tu non sia da solo, questa è una domanda che ci fanno spesso, se sei da solo non ti serve la mascherina in auto, ma in tutte le altre situazioni nelle quali trasporti terze persone che non vivono con te, che possono essere anche parenti stretti, ma tipo tuo figlio che vive in un'altra città, lo vai a prendere alla stazione dei treni perché torna a casa dopo 2 mesi di quarantena, devi indossare la mascherina
sia te che tuo figlio, perché non siete conviventi. Mercati e vendite in aree pubbliche. Allora noi contavamo sul fatto che ci fosse anche un'interpretazione, voi sapete che siamo quelli che hanno introdotto con l'ordinanza la vendita, oltre che dell'agroalimentare, degli abiti per bimbi e i fiori al mercato. Ieri noi non l'abbiamo messo in ordinanza perché davamo per scontato che anche alla luce di molte FAQ nazionali fosse sottointeso. Non importa, la risolviamo subito, poi nel pomeriggio vi daremo l'ordinanza integrale. Nei mercati e analoghe forme di vendita in area pubblica è ammessa la vendita di fiori e piante, libri, vestiti e scarpe per bambini. È ammessa? Sì, sì, sì. Ammessa. Sì, siccome giustamente le forze di polizia municipale è ammessa. Avevi detto omessa. Ah no, ho detto ammessa? No, scusatemi, è ammessa. E scusatemi, sicuro, giustamente chi ha fatto i controlli oggi non ha trovato in ordinanza le categorie, noi non le abbiamo messe perché ci sembrava scontato alla luce del fatto che c'è stata un'ordinanza, ci sono delle FAQ, adesso risolviamo il problema per i controllori e per i controllati. Accesso ai locali di attività economiche, anche questo è un aspetto importante. È consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, quelle chiuse per capirci, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Cioè vuol dire che tu puoi andare nel tuo negozio o nel tuo ristorante, allora il ristorante lo puoi aprire a porte chiuse per i gruppi delle imprese, però per tutti gli altri esercizi commerciali ci puoi entrare tranne che per fare tutte le attività che devi fare, però tranne che per ovviamente aprire la serranda e aprirlo al pubblico. Però insomma, vediamolo anche come un'attività di avvicinamento all'eventuale prossima apertura, che noi speriamo, se i dati tengono, si possa fare concordare velocemente con il governo. Spostamenti nel territorio regionale. Gli spostamenti ammessi nel territorio regionale per visite a congiunti, come definiti dall'ordinanza, quello che è, scusate, e successivi chiarimenti sono possibili mediante utilizzo di mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi. Vuol dire che se si esce di casa per andare in alcune località, che so, trovare dei parenti che sono i congiunti eccetera, si può uscire con i conviventi della famiglia, quindi a noi sembra una norma di buonsenso, cioè non è che dice ma andare a trovare la nonna, ci va uno solo, ci può andare anche la famiglia a trovare la nonna. Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni regolarmente in commercio anche al di fuori del comune di residenza. Altro aspetto, molti ci chiedono, ma io posso andare a fare la spesa fuori dal comune di residenza? Sì. Sì, perché magari uno è affezionato al suo punto vendita o quello che è, ed è giusto che a questo punto non è più un problema di trasporto perché è già chiarito ampiamente in tutti i provvedimenti. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili. Gli spostamenti verso e dalle seconde case e gli altri beni mobili che sono il camper, la barca, e la macchina, l'auto in deposito, sono ammessi per le motivazioni indicate, anche per quanto riguarda i conviventi con il proprietario o il locatore. Della serie, abbiamo pensato, se tu devi andare a ritirare, che so, la tua macchina in garage perché comunque hai fatto delle riparazioni, ti deve portare qualcuno. Non è che ci puoi andare a dividere e lasciarli in un'altra macchina. Cioè, anche questa a noi sembra una norma di buon senso. E poi altri punti che aggiungeremo, oggi io penso, guardate, è già scritta, la vogliamo fare un paio di verifiche, e infatti l'avvocato Botteone è rimasto su per fare un paio di verifiche, adesso alle 4 del pomeriggio a farla grande avete il testo. Sono sostanzialmente interpretazioni puntuali e chiarimenti che evitiamo di mettere nelle FAQ, quindi nelle domande da ricercarsi sul sito eccetera, perché poi finisce che qualcuno perde, lo vediamo anche da molti quesiti che sono fatti, è molto più immediato per i cittadini avere le due ordinanze, se le scaricano sono scritte in maniera chiara per cui uno riesce a regolarsi.